Una fine orribile e tragica è accaduta oggi a Chioggia con un pensionato di 80 anni fermatosi questa mattina intorno alle 9:30 a osservare lo sfalcio dell'erba nella zona dell'Argine del Brenta in via Contarini, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'anziano è stato irrimediabilmente investito e travolto dal mezzo in retromarcia. Per lui inutile ogni tipo di soccorso, è morto dopo aver subito l'amputazione delle gambe. Subito sul posto, con i sanitari del 118, i tecnici dello Spisal. Secondo le prime verifiche dei carabinieri, che hanno ascoltato anche la testimonianza dell'uomo che guidava in mezzo, tra i due non risulterebbe alcun legame di parentela né di conoscenza. È possibile che il pensionato si sia avvicinato semplicemente per seguire i lavori. La salma è stata ricomposta all'obitorio dell'ospedale di Chioggia ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.